quasi al confine tra San Michele e Smirionis, ma pur sempre a San Michele in via Doberdò, già da quasi 10 anni ha aperto un'attività commerciale specializzata in un mix curioso, ovvero quello tra prodotti pugliesi realizzati però con ingredienti sardi. Vito Salvagione è uno dei proprietari. Qual è l'aria che tira qui nel rione? Beh, anche se è una zona che viene detta che è un po' antica, è una delle prime zone di Cagliari, non è che ci sia un'area così negativa, è un'area buona perché c'è una zona molto servita e tutti sono ben visti anche nella zona. Ci sono anche gli alti e i bassi, ma già che in questa zona si procede bene anche a livello di attività commerciale. Ecco, i bassi di questa zona quali sono dal vostro punto di vista? Voi avete quasi 10 anni di esperienza qua. I bassi diciamo che sono pochi, togli qualcuno che diciamo, vive nella povertà, no? Che è una zona dove abbiamo detto iniziato e c'è una zona di povertà e c'è una minima parte, anche se si pensa che sia una grande parte, però si rinnova, man mano che si sta andando avanti si sta rinnovando anche questo tipo di basso che sta andando a un certo livello abbastanza bene. Diciamo che non è quella che si pensava prima, la zona bassa di San Michele, Smiriones, questa zona qua. È una zona che si è sviluppata abbastanza bene e si sta rinnovando man mano che si va avanti. Voi tra l'altro siete riusciti a compiere anche quello che si può definire, perché no, un piccolo miracolo, ovvero creare e saper mantenere dei posti di lavoro in un periodo di crisi nella Cagliari periferica. Sì, si può fare ovunque perché sono delle realtà che vanno, quando c'è volontà di produrre, di iniziare, di creare delle attività nuove, nella forza di volontà si riesce a portare avanti un'azione del genere, un commercio del genere, perché il commercio in sé per sé, nelle produzioni, nelle lavorazioni, c'è sempre il bisogno di rinnovare e per cui è chiaro che noi abbiamo puntato su questa zona facendo una valorizzazione, nel senso che se un prodotto è di qualità il cliente arriva dove può prendersi questo prodotto di nicchia, di qualità. Abbiamo puntato così e grazie anche a tutti coloro, la nostra clientela, grazie al passaparola, hanno dato questo spunto e stanno facendo crescere questa piccola azienda. Lei appunto è un imprenditore. C'è un consiglio, una proposta che lei si sente di lanciare alle istituzioni, al Comune di Cagliari, in primis per cercare comunque di rivitalizzare ancora di più San Michele? Sì, dando disponibilità e aiuto ai piccoli imprenditori, coloro che vogliono fare, crescere, perché è vero che molti sono abbastanza, come dire, hanno poco. Però se non si aiuta questi giovani che vogliono creare, vogliono fare delle piccole istituzioni, delle piccole aziende che vogliono crescere, no? Se non vengono aiutati non cresceranno mai. C'è un punto di vista che bisogna aiutarli, prendere dei giovani, dargli un'istruzione, creare dei corsi, molti puntati, molti mirati, scegliere dei giovani con la volontà e aiutare questi giovani a crescere con l'esperienza che si acquista man mano che prendono questi corsi sul serio. Un'ultimissima battuta, lei ha una clientela decisamente vasta, variegata e composta per la maggior parte comunque da residenti qua nel rione. Ci sono tra una chiacchiera e l'altra delle problematiche che emergono, qualche magari racconto legato, perché no, alla crisi e alle difficoltà quotidiane? Sì, si parla, si ascolta tanto delle crisi, delle voci di questa crisi di lavoro, però nell'insieme loro vedono che con poco si può iniziare ad avere un certo criterio e a crescere una piccola azienda. Noi ci abbiamo scommesso, ci stiamo riuscendo, stiamo andando avanti, tant'è vero che questa piccola azienda dà da mangiare a 7 famiglie e più le istituzioni nostre a livello regionale e commerciale, e per cui si può puntare molto, perché le parole sono una cosa, i fatti sono gli altri.